Allora, ritorniamo a noi. Stavamo chiudendo un po' il discorso, io direi di partire anche vedendo un paio di slide così comprendiamo meglio certe dinamiche, Sì, beh, ecco direttore. la E dopo do slide la che... parola al sì, professore. allora, per chiudere sulla parte, almeno su questa mia prima parte, per la parte economica, avevamo detto poco fa che effettivamente abbiamo che la maggior parte di tutte le spending, cioè dei risparmi di spesa pubblica, va a colpire soprattutto le amministrazioni locali. No, questa è un'altra slide che è frutto di uno studio che stiamo appunto stiamo terminando, che è molto cruda, diciamo, no? Perché però è importante Però è che i interessante numeri perché mi siano... collega al discorso I numeri devono essere chiari, perché dobbiamo capire in quanto poi si può far fronte a tutto, però i numeri devono essere chiari. Il Veneto in Italia ha un residuo fiscale, cioè ogni anno deve dare via un terzo delle sue tasse che non tornano più sul territorio, quindi un terzo delle tasse corrisponde a 20 miliardi di euro quindi 20 circa. miliardi di euro che non tornano Non tornano indietro, al se ne territorio. vanno, Poi saluti. siccome molti hanno osservato, perché molti hanno tentato questi nostri studi diciamo, di criticarli, ma si basano tutti su banche dati europee, nazionali e quindi su dati ufficiali, non possiamo permetterci di utilizzare dati non ufficiali, ecco che abbiamo anche il commercio intraregionale, no? Perché molti dicono con quel residuo fiscale le altre regioni comprano i prodotti del Veneto, invece no. Il saldo commerciale, la differenza fra esportazioni e importazioni del Veneto col resto del paese è negativo, che è un fatto molto interessante, cioè noi compriamo di più dal resto d'Italia di quello che noi mandiamo nel resto d'Italia, quindi il saldo, diciamo, il costo per il Veneto di essere in Italia è molto alto, si sommano quelle due cifre lì. L'Europa. Sull'Europa invece il discorso è diverso, il residuo fiscale è molto più basso perché noi paghiamo solo il 2% delle nostre tasse all'Europa, quindi c'è un residuo fiscale, cioè noi perdiamo ogni anno 0,8 miliardi di euro circa ogni anno che rimangono nelle casse dell'Europa, non per incapacità nostra di spesa, ma perché essendo regione più ricca è la nostra solidarietà verso l'Europa. Lì i soldi però non vanno in aumento dei dipendenti pubblici, vanno in progetti, in investimenti e questo è l'aspetto molto importante da sottolineare. Però l'altro aspetto, e quindi qui si leva il grido di allarme che noi sentiamo da parte di molte imprese quando si parla di Europa, e euro è un altro discorso, ma si può parlare anche di quello, ma per quando parliamo di Europa attenzione, perché il Veneto ha un vantaggio enorme da essere in Europa in questo meccanismo del mercato globale, perché noi abbiamo un saldo commerciale nel 2013, cioè la differenza fra quanto esportiamo e quanto importiamo, che è arrivato al record di 15 miliardi di euro e se qualcuno pensava che l'entrata nell'euro avrebbe significato per noi avere delle aziende non competitive che quindi non riuscivano più ad esportare tanto quanto prima perché prima con la lira avevamo le svalutazioni, attenzione che non è vero. Il Veneto e la gran parte delle regioni produttive d'Italia, nonostante l'entrata nell'euro, hanno avuto un anno o due di un po' assestamento, ma poi è ripartito subito il saldo commerciale in positivo, aumentando anno dopo anno, però il record l'abbiamo ottenuto nel 2013, quindi noi abbiamo un'economia che si basa sempre di più sulla domanda estera, non sulla domanda interna. Se noi dovessimo chiudere le nostre frontiere italiane verso l'Europa, noi avremmo non solo l'ammanco dei 20 più 5 miliardi, 25, ma un ammanco anche di altri ulteriori 15 miliardi di esportazioni, non esportazioni, scusate, saldo fra esportazioni ed importazioni. Importantissimo considerare questo elemento quando parliamo di Europa. Cosa stava dicendo, avvocato? No, no, che sono dati molto interessanti che andrebbero divulgati e approfonditi ulteriormente. Questo è uno studio, poi andrebbero esaminate le dinamiche anche politiche che dovrebbero favorire questo. Ecco perché è la nostra interpretazione con questi dati. Pensare a un progetto di indipendenza veneta è una cosa solo positiva, non ci sono aspetti negativi, voglio No, dire. poi voglio appunto sentire anche questo. Avvocato, professore, cosa ne dice lei? Ma io ho sentito ed è molto interessante questi dati e la consultazione online che è stata fatta chiaramente indica un problema che c'è nel corpo elettorale del Veneto sicuramente, anche se poi bisogna vedere, anche questo è stato detto, come l'attendibilità che hanno questi, e lì mi pare che c'è tutta una questione, no, di come se si può controllare o meno, è stato scritto, insomma sì. Però quello che dice l'avvocato sull'articolo 5 della Costituzione
e certamente quello è, cioè la Costituzione in vigore, la Costituzione italiana in vigore e l'articolo 5, no, la Repubblica una e indivisibile, promuove le autonomie, e certamente siamo d'accordo che le leggi si possono abrogare, però noi dobbiamo anche, cioè non solo dire chiaramente queste verità, però anche decidere che cosa fare, perché la Costituzione si può senz'altro abrogare fra 1000 anni, forse anche fra 100, non ci sarà più, anche se alcuni sempre hanno visto i principi fondamentali della Costituzione come una specie di Vangelo, no? Come in questi anni, no, della Repubblica Italiana. Ma lo Stato attuale secondo lei è un ostacolo insormontabile? Come definiscono certamente alcuni? sì. Beh, il professor Mario Bertolissi, io l'ho detto chiaramente, perché l'articolo 5 è in vigore, è un principio supremo della Costituzione. Anche il principio dell'autodeterminazione che c'è nell'ordinamento italiano è stato recepito, però non può valere tanto da non fare restare in vigore un principio supremo. E la Costituzione, cioè noi dobbiamo pensare, io chiedo, la dobbiamo abrogare, cioè dobbiamo abrogare un principio supremo vuol dire abrogare la Costituzione e cambiarla. E questo succede quando anche le indipendenze degli Stati sono legate molto spesso, di solito nella storia, alle guerre, a dei cambiamenti di regime, cambiamenti delle Costituzioni. E la Costituzione certamente si può cambiare e cambierà, però finora è ancora in vigore la Costituzione italiana e certamente è anche chiaro che finché ci sarà, cioè l'Italia avrà la forza di tenersi insieme, cioè è normale che vi sia un principio come quello dell'articolo 5, perché poi l'Italia non è uno Stato federale formato da tante unità, diciamo, originariamente indipendenti che si sono federate. Certamente questo non è l'Italia, diciamo l'Italia della Costituzione del 1948. Però noi ci poniamo il problema di cambiare lo Stato, cioè di cambiare la Costituzione e di passare ad un'altra Costituzione, altrimenti... Oppure abbiamo questo ostacolo qui. No, Faccio subito la parola, un attimo solo, abbiamo una telefonata. Grazie professore. Pronto? Pronto, buongiorno, salve. Salve, dica Sono tutto. Franco da Mantova. Dica. Intanto che il signore che ha appena parlato si riempie la bocca, lo Stato qua, lo Stato là, fa prima il Veneto andarsene dall'Italia, perché l'Italia fa 3.000 anni ancora così. L'Italia è sotto mafia, a partire dalla carboneria. Prima della carboneria la mafia non esisteva. La mafia al sud si è creata come risposta alla mafia carbonara, perché la carboneria è la mafia. Va bene. No, ma adesso stiamo valutando gli aspetti giuridici. Quindi io dico questo, se gli italiani se ne vanno, è ovvio, cosa ha fatto in 3 anni l'Italia? Sono disastri. Il federalismo dice non è federale, per forza. Un dittatore di nome Napolitano non ha fermato la legge che gli aveva proposto Calderoli, e allora di che cosa vogliamo parlare? E poi il Veneto, cioè l'Italia, lo Stato italiano non deve aver paura di perdere il Veneto, ormai l'ha già perso, perché tutte le aziende si sono tutte trasferite in Polonia, Repubblica Ceca, Serbia, Croazia, in Ungheria, Bulgaria. Va bene, chiarissimo. Non c'è niente da raccogliere. Quindi, grazie. Cosa ci fa dello Stato? Niente, lo ha distrutto il Veneto. Va bene, Okay. grazie del suo intervento. Buona giornata, grazie. Sì, ho ascoltato vorrei dire quasi con religiosa attenzione le parole del professore, perché è sicuramente con grande rispetto e apprezzamento.
Però vorrei, seguendo il suo ragionamento, fare questa puntualizzazione. Il professore ha detto quasi certamente fra 1000 anni non c'è, probabilmente anche fra 100. Però adesso oggi c'è, oggi punto. c'è. Dice solo le rivoluzioni hanno cambiato O le guerre, o guerre, atti violenti. Allora io dico, poiché atti di nessuno forza, sì, no, violenti, atti di forza che possono anche non essere violenti, perché Perfetto. quando qualcuno le impone io ovviamente obbedisco e si deve fare come ci sono fatti che sono successi, no? Recentemente, moltissimo diciamo referendum, no? Perfetto, sappiamo. apprezzo moltissimo questo assist che lei mi dà con atti di forza. Infatti quello che noi riteniamo è che bisogna innanzitutto mettere in chiaro, perché non vogliamo mettere a repentaglio la sicurezza di nessuno, che riteniamo di procedere, come diciamo sempre, con metodo democratico, in modo pacifico e con il consenso delle persone. Ora si tratta di vedere se una norma rigida che chiaramente non consente di essere modificata ricorrendo al 139, abbiamo sentito l'anno scorso l'allora Presidente della Corte Costituzionale, Gallo, a Venezia, in un seminario a cui ho partecipato, ribadire che addirittura su alcuni punti fondamentali, tra cui anche l'articolo 5, l'unica voce spetta addirittura alla Corte Costituzionale, nemmeno il Parlamento, il che mi ha terrorizzato, quello è un atto, una forzatura dall'interno. Ma a parte questa cosa che merita un approfondimento, sul quale ci ho anche scritto qualcosa di curioso, io dico, tutti vogliamo evitare gli atti di forza, ovviamente, intesi innanzitutto di violenza, ma la forzatura del diritto cui noi miriamo è una forzatura che parte dal diritto interno, l'articolo 10 della Costituzione, e il professore sa che dice che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale. E siccome l'Italia ha ratificato il trattato di New York e la Carta dell'ONU in particolare, che è prima ancora, la quale riconosce il diritto all'autodeterminazione, bisogna vedere se ci sono i presupposti soggettivi e oggettivi perché il Veneto possa esercitare questo diritto in relazione all'articolo 10 della Carta Costituzionale Italiana e in relazione alla Carta dell'ONU. I presupposti soggettivi li può dettare solo la storia, ovvero il fatto se c'è o non c'è un popolo. E lei mi insegna che non c'è una definizione giuridica di popolo, non c'è nessun costituzionalista che si azzarda di trarre questa conclusione, non c'è nessuna legge né interna, ordinaria né costituzionale né internazionale che dia una definizione tra virgolette giuridica, legale di popolo. La qualificazione di popolo, su questo sono d'accordo tutti gli studiosi, è una qualificazione data dalla storia. E nel caso del Veneto, se mi consente, come accennavo nella mia modesta breve introduzione, il titolo viene dalla storia, lo ricordava anche il dottor Bellati, ma lo sappiamo tutti. Però c'è questo problema, questo ostacolo, molto proprio per semplicizzare, allora, c'è questo ostacolo. Sì, ma questo è fondamentale che sia percepito. Allora la conclusione, per rendere il dibattito più accessibile a tutti, è questo. L'articolo 5 non è l'unica norma che c'è. Io le citavo all'inizio il fatto che già lo Stato italiano nel 1975, col Trattato di Osimo, per ragioni prettamente politiche, non c'è dubbio, lo ha violato. E non è passato per il 139, non hanno detto prima modifichiamo l'articolo 5 e poi ratifichiamo il trattato. Quindi anche dal punto di vista politico e giuridico abbiamo già avuto delle prove che questa norma non è una norma sacra. Ma io voglio valutare un'altra cosa. Come se dovessi accedere alla teoria, che è la teoria di un certo costituzionalismo ottocentesco o statico, come dico io, e non di altri, ce ne sono dei giuristi che affiancano la nostra teoria e il nostro progetto, fosse questa, noi non potremmo avere mai nessuna possibilità di cambiamento, neanche invocando la norma di diritto internazionale. Allora tanto vale che diciamo che l'Italia non aderisce più all'ONU, perché l'articolo 10 della Costituzione dice che l'ordinamento giuridico, tutti e tre gli organi esecutivo, legislativo e giudiziario, più i due organi di chiusura, Presidenza della Repubblica e Corte Costituzionale, si conforma. Allora qui su questa parola nasce che si conformi senza se e senza ma, si conforma. Taluni dicono, e queste sono teorie, che non tutte le norme del diritto internazionale entrano automaticamente all'articolo 10, attraverso l'articolo 10. Quindi quel si conforma lo interpretano in modo riduttivo, si conforma se, si conforma in tanto in quanto, si conforma nella misura in cui
diciamo, però, queste norme sì, possono travasarsi dal diritto internazionale al diritto interno, ma altri pensano il contrario. Allora la nostra forzatura, e concludo sì, perché si è capito anche da casa, è una forzatura dal diritto al diritto. Se l'Italia vuole negare il diritto di autodeterminazione, esca dall'ONU ed esca quindi dal trattato col quale ha aderito alla Carta nazionale. Questa è Semplificazione l'affermazione. massima, chiedo Sì, scusa. perfetto, questa è la provocazione anche massima. Vediamo Sì. cosa ribadiscono i nostri ospiti, voglio sentire anche naturalmente Bellatti cosa dice a proposito, subito dopo la pubblicità.